Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, dolore e cordoglio in tutto il paese per la strage di Mestre, l'autobus che è precipitato dal cavalcavia Rizzardi l'altra sera, 21 i morti, sono 15 i feriti, 5 dei quali ancora in gravi condizioni. Vediamo il filmato diventato virale su tutti i social dell'autobus che arriva proprio davanti all'entrata principale di Mestre, supera, affianca un pullman e poi si vede il mezzo che si rovescia e precipita di sotto. Un volo di 15 metri che non ha lasciato ovviamente scampo a molti dei passeggeri, 21 le vittime. Abbiamo visto in questi collegamenti da 48 ore a questa parte tutto quello che è accaduto, il dramma e quanto è avvenuto sul luogo della strage, ma anche poi oggi l'arrivo delle famiglie delle vittime e le polemiche sul guardrail che è sotto accusa, giudicato troppo vecchio, troppo inadeguato per resistere ad urti, ad impatti di mezzi come un autobus o di qualsiasi altro mezzo si tratti, perché vedete che c'è anche un varco di almeno 2 metri, secondo gli inquirenti, che sarebbe stato addirittura sprovvisto del guardrail. E proprio lì, ancora per cause che sono ancora da accertare, il pullman ha improvvisamente svoltato a destra ed è finito in quel baratro. Quindi l'inchiesta della magistratura è in corso. Abbiamo sentito ieri il procuratore Bruno Cherchi per accertare le cause di questo gravissimo incidente. Potrebbe essere stato un malore, potrebbe essere stato un attimo di distrazione, una manovra così imprevista e causata da non si sa ancora quale accadimento. Adesso ovviamente ci occuperemo di quelle che sono le condizioni dei feriti. Sono 15, alcuni sono gravi, però colleghiamoci subito con Valentina Visentini dall'ospedale di Padova, dove, stando a un aggiornamento delle 11, i ricoverati sono 3, 2 di nazionalità ucraina, una donna di 29 anni, una bambina di 4, una donna di 52. Pare che le condizioni di alcuni dei feriti stiano migliorando. A te la linea Valentina. Sì, buongiorno direttore, qui all'ospedale di Padova ci sono 3 persone ricoverate, sono le più gravi perché si tratta di pazienti con gravi ustioni, e qui, essendoci il reparto grandi ustionati, sono seguiti una bimba di 4 anni di nazionalità ucraina, una 29enne sua connazionale e una donna spagnola di 52 anni. Hanno superato la notte, ma le condizioni sono ancora molto critiche, sono costantemente sottoposti a continui interventi chirurgici, ce l'hanno confermato, anche se per loro un bollettino ufficiale arriverà alle 15 di oggi pomeriggio. La situazione dei feriti, dei 15 feriti, 2 sono in fase di miglioramento e potrebbero già uscire in giornata dalla terapia intensiva. Si tratta di un paziente croato, un uomo di 24 anni ricoverato a Milano, e di una donna francese di 21 anni, le cui condizioni sono migliorate, si trova in ospedale ad Olo e dovrebbe uscire anche lei dalla terapia intensiva. Per quanto riguarda la gravità degli altri pazienti, ne rimangono altri 7 molto gravi che sono ricoverati e suddivisi nei vari ospedali. Oltre i 3 a Padova ci sono 5 pazienti a Mestre, sono 3 di nazionalità ucraina, 2 di nazionalità tedesca, e poi per quanto riguarda invece a Treviso ci sono altri 5 pazienti, sono 2 minori austriaci, 2 fratellini, una bimba di 4 anni e un bimbo di 13 anni, ricoverato anche il papà di uno dei 2 fratellini, mentre purtroppo la mamma è morta. Sempre a Treviso è ricoverata invece la mamma della piccola ucraina, che è qui a Padova, e il marito della donna spagnola, che è sempre ricoverata qui a Padova. Questo l'ultimo bollettino
bollettino medico diffuso dalla Regione Veneto per quanto riguarda la condizione dei feriti che per la maggior parte sono di nazionalità ucraina, come avete appena sentito. Qui con me c'è Marco Toson, presidente della Fondazione Hope Ucraina, che lo abbiamo conosciuto nei mesi in cui è scoppiata la guerra, perché si sta impegnando in prima persona insieme alla Fondazione a inviare aiuti all'emergenza ucraina, e anche in questo caso siete impegnati per dare sostegno alle famiglie coinvolte. Che notizie ci può dare? Ma dopo un anno e mezzo di guerra, veramente questa tragedia è stata veramente una cosa incredibile che è avvenuta. Queste famiglie ucraine, molti di loro erano venuti in vacanza o erano venuti a passare qualche periodo di sollievo dalla guerra, e qui abbiamo all'ospedale di Padova questa bambina che è in gravissime condizioni. Il fratello, che era ricoverato all'ospedale di Treviso, oggi è stato spostato, quindi abbiamo questo spostamento, anche lui molto grave, e abbiamo 9 vittime, questi 9 ucraini che erano all'interno di questo autobus. Stiamo raccordando con loro tutta un'attività per cercare di capire i loro parenti. Abbiamo messo a disposizione degli alloggi per i parenti che stanno arrivando, per cercare di dare accoglienza a questi parenti che verranno a trovare i loro feriti, le loro persone che sono decedute. 9 vittime ucraine che praticamente hanno perso la vita per questo tragico incidente. È una cosa veramente straziante, dopo un anno e mezzo di guerra, continuare a dover piangere queste vittime per disgrazie che stanno avvenendo. Noi ce la stiamo mettendo tutta, la Fondazione Hope Ucraina che si è messa a disposizione ha creato subito un centro di assistenza e un fondo di raccolta denaro per dare aiuto alle famiglie con una gravità enorme di questa situazione. Grazie mille Presidente, insomma questa è la situazione per quanto riguarda il bollettino dei feriti. Dicevamo alle 15 un nuovo aggiornamento sulle condizioni della piccola di 4 anni ricoverata qui a Padova, della 52enne spagnola e della connazionale ucraina. Sapremo un po' perché proprio in questi minuti, dicevamo, sono in corso numerosi interventi, coinvolto il reparto grandi ustionati ma anche la terapia intensiva pediatrica. Da Padova è tutto. Direttore, restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Valentina Visentin e al suo ospite. Ovviamente su tutti i giornali la storia delle famiglie colpite così gravemente dal lutto, e poi anche la storia delle vittime, dei feriti. Vediamo la prima pagina del Gazzettino di Venezia: famiglie spezzate dalla strage, Emilia e Oliver perdono la mamma, vegliati dal cagnolino, i fidanzati, gli sposi e quel bimbo che non nascerà mai. Li vedete, questa è la coppia di fidanzati, lei è morta, la ragazza è morta, è sopravvissuto il suo compagno, e questa ragazza era in attesa di un bambino che purtroppo non nascerà mai. Altro titolo del Gazzettino: un tonfo spaventoso, poi la terribile scoperta, nessuno aiutava, tutti facevano foto. Queste sono le testimonianze di coloro che sono arrivati per primi sul luogo della tragedia, e ovviamente l'inchiesta dovrà accertare le cause di questo incidente. La Procura della Repubblica di Venezia è già nel pieno dell'attività di indagine. Soprattutto bisognerà capire se a causare questo incidente sia stato un malore accusato dall'autista Alberto Rizzotto, 40 anni, un uomo di grande esperienza, considerato una persona simpatica, estroversa, molto seria, molto scrupolosa. E siamo andati a Vazzola, dove l'uomo abitava e dove c'è la famiglia. I genitori si sono chiusi in uno stretto riservo. Tenteremo poi di sentire altre testimonianze di vicini ed amici con la nostra inviata Anna De Roberto, ma intanto vediamo chi era Alberto Rizzotto e sentiamo anche appunto chi lo conosceva. E aveva trovato la sua passione, era la sua passione proprio di andare via col pullman, proprio era contento, insomma.
Rossella Narder e il marito abitano nella casa di fronte a quella della famiglia Rizzotto. La coppia non trattiene il dolore, sconvolta, come tutta la comunità di Vazzola, come tutta Italia, dalla tragedia del pullman precipitato ieri sera, poco prima delle 20 dal cavalcavia Vempa di Mestre. L'unica vittima italiana della strage è Alberto Rizzotto, 40 anni, originario di Conegliano, ma da sempre residente qui, a Tezza di Vazzola, insieme ai genitori. L'uomo era al volante del mezzo volato per 10 metri. Quello dell'autista era un lavoro intrapreso una decina d'anni fa, una vera e propria passione, racconta chi lo conosceva. La notizia che ci fosse anche lui tra le 21 vittime ha travolto la comunità sotto shock, come la signora Narder, che ha appreso solo stamattina da un messaggio del figlio della morte di Alberto. Ho ricevuto stamattina il messaggio del mio figlio, del cellulare, mi ha scritto solo così, Alberto Rizzotto, senza dir niente, perciò ho capito che era quello che io non volevo pensarci questa notte. I genitori di Alberto sono chiusi nel loro straziante dolore, le imposte chiuse. Nell'abitazione in tarda mattinata arrivano alcuni familiari, si intrattengono pochi minuti, nessuno se la sente di parlare. C'è chi arriva qui e lascia un mazzo di fiori in ricordo di Alberto. Era come un figlio per noi, ci dice ancora tra le lacrime Rossella Narder, ricordando quel ragazzo che ha visto crescere. Bravo, tranquillo, da qui tranquilli, educatissimo. Ti salutava da lontano, se lui ti vedeva per primo. Franco Palù, amico della famiglia Rizzotto, aveva incontrato solo pochi giorni fa Alberto, che conosceva da quando era nato. Io vado a lavorare? Sì. E poi mi ha spiegato più o meno i tragedi che faceva sempre, quelli di solito, aeroporto, tutto, le solite cose, viaggi praticamente brevi. Il suo lavoro aveva trovato la sua ragione di vita con questo lavoro? La sua dimensione, sì. Anche il signor Palù lo ricorda come un ragazzo solare, allegro, unico. Era splendido, solare, ma veramente simpaticissimo, aveva sempre una battuta per tutti. Quello stesso ricordo condiviso dall'ex insegnante delle medie di Alberto. Era buono, disponibile, gentile, affabile, affettuoso, cordiale anche, come il papà, come la famiglia, insomma. Aveva già la passione per le macchine, ma lui parlava molto dell'aereo più che altro, ricordo anche del papà. I vicini e gli amici di Alberto Bizzotto sconvolti da quanto è accaduto. Adesso andiamo subito in diretta da Ilaria Marchiori, che viene in compagnia dell'assessore Renato Boraso. Vediamo però prima un titolo, uno dei tanti titoli dove i guardrail del cavalcavia Rizzardi sono sotto accusa. Vedete il titolo del Fatto Quotidiano: guardrail non a norma, ma i lavori aspettavano da 5 anni. La gara d'appalto, poi ritardi, progetto da 8 milioni, l'ok del Comune di Venezia nel 2018, cantieri partiti soltanto un mese fa, attesi i fondi del PNRR. Ilaria Marchiori, a te la linea. Sì, eccoci qui direttore, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui con l'assessore comunale alla mobilità e trasporti Renato Boraso. Allora, ci troviamo proprio qui sul cavalcavia. Assessore, sappiamo che lei è tempi stretti, è una mattinata concitata, tante riunioni, soprattutto all'indomani di quelle che sono le polemiche che stanno emergendo per quanto riguarda il guardrail e questo che è stato definito l'ormai famoso buco. Lei come replica? Si parla di lavori che attendevano da anni, si parla di soldi fermi. Lei come replica? È arrabbiato? Polemiche inutili, accuse sterili, ma soprattutto ricordo due aspetti fondamentali. Non c'è un buco, c'è un varco di circa 2 metri, è un varco tecnico, ma è qui da decenni, perché il progetto di questa protezione è nato così. E allora io direi continuiamo a seguire quello che ha detto il capo della Procura di Venezia, stanno facendo le valutazioni tecniche, lasciamo ai tecnici fare i tecnici. Lo ha detto anche il dottor Kerchi, il bus non è uscito per 1,5 metri, è uscito un po' più avanti precipitando. Ma allora a volte mi chiedo, ed è giusto che chi fa la parte tecnica ci dia delle risposte, questo bus ha strisciato per decine di metri e si vede non è mai ceduto il guardrail. Perché non c'è una frenata? Perché non c'è una controsterzata?
Allora, queste sono domande che ci auguriamo che presto la Procura ci diano delle risposte, perché è evidente che qualcosa deve essere successo, perché non c'è una frenata e non c'è una controsterzata. È capitato anche a me da cittadino in una curva di colpire con la mia autovettura un guardrail, e la prima cosa che ho fatto ho controsterzato. Qui non c'è nulla, dar la colpa sinceramente a un varco di manutenzione di 1,5 metri, e io sinceramente, invece di lanciarsi in queste congetture, queste valutazioni, capisco che bisogna, ma io aspetterei le valutazioni della Procura. Ci sono telecamere, scatole nere, ci sono registrazioni. Fare sciacallaggio su questa vicenda anche no. Respingo categoricamente questa vicenda, perché non è accettabile. Io difendo e difenderò sempre l'operato dei nostri uffici viabilità. Non fosse altro che dal 2016 noi abbiamo monitorato questo ponte, fatto tutte le procedure di legge, progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo, una gara, aspettato che chi ha vinto la gara non abbia il ricorso contro, perché 7 milioni di euro sono una gara importante. La gara in esecuzione, perché se poi arrivate da Venezia la vedete, c'è un cantiere aperto da oltre un mese che sta rifacendo la qui vicenda della banchina, perché io non posso inserire un nuovo guardrail se non rifaccio la banchina laterale. Infatti ci sono diversi milioni di euro investiti. Di quanti milioni parliamo, Assessore? 6,5 milioni quasi, di cui 3 vengono spesi per rinforzare i piloni. Domanda: i piloni di questo cavalcavia e dei tanti cavalcavia in Italia che hanno le città, li ha fatti il Comune o li ha fatti lo Stato? Ecco, ognuno si dia una domanda e si dia anche una risposta. A proposito di Stato, è intervenuto sulla questione anche il ministro Salvini, ha detto qui anche lui non si tratta di guardrail, ha attaccato, ha accusato l'utilizzo delle batterie a litio di questi mezzi elettrici. Non mi lancio in valutazioni da ingegneria elettronica, nel senso che la tecnologia nuova c'è, ha come tutte le tecnologie delle sue problematiche, ma il tema delle batterie non c'entra in questo. È un incidente stradale che capiremo con la Procura e con i tecnici, con le scatole nere che sono state salvate dai vigili del fuoco, che ringrazio per il loro lavoro fatto in questo disastro. Vorrei però concludere ricordando sempre che io non ci ho dormito la notte, perché vedere 21 morti è un patriarca, eccetera, però abbiamo il diritto di avere delle risposte, e anche a pensare a quei 2 bambini, uno a Treviso e uno a Padova, che stanno ancora rischiando la vita. E non è un caso che il sindaco di Venezia e Luca Zaib hanno proclamato il lutto cittadino e dell'intero Veneto. E allora lancio un appello: evitiamo di lanciare valutazioni e congetture, a volte anche offensive, di chi lavora e di chi fa tanto per questa città, d'accordo, e lasciamo alla Procura di fare le proprie indagini, le proprie valutazioni, e poi ci diranno quello che è successo. Grazie Assessore Boraso. Direttore, ci sono domande per l'Assessore? Sì, Ilaria, intanto ringrazio l'Assessore per la sua disponibilità. Sì. Volevo sapere se era stata progettata era stata prevista un'operazione come quella che ha fatto costruire dei guardrail sul tratto che va dalla Fincantieri fino a Venezia nel nuovo cavalcavia. Se questi ritardi nel posizionamento di nuovi guardrail, a quale motivo per quali motivi sono in ritardo? Ecco, perché c'è un ritardo nella realizzazione di questi guardrail. Perché sono in ritardo i lavori nella realizzazione di questi guardrail? No, allora, i lavori non sono in ritardo, ma rispecchiano i tempi tecnici di un paese, Italia, che per fare una gara d'appalto e arrivare a un affidamento tu devi fare un preliminare, un definitivo, un esecutivo e una gara. Passano mesi e tanti mesi. Non è che io non voglio, questo è il nostro paese, io non posso, nessuna città può affidare 6,5 milioni di appalto senza passare per le procedure, non ci sono affidamenti diretti. Ed è certo che abbiamo in corso un'opera importante di messa in sicurezza che prevede un allargamento della banchina. Io non posso mettere un guardrail tipo quello che avete visto nell'opera nuova di fronte via Torino e la Fincantieri se non allargo e non metto in sicurezza questa banchina stradale. Questo è il tema
tecnico. Tutti i documenti a disposizione, chiunque ce li chiederà dal punto di vista tecnico verranno consegnati perché è un'opera pubblica in corso. Tra l'altro, Assessore, un'ultimissima domanda veloce, l'abbiamo detto anche ieri mattina nella nostra edizione straordinaria, lei ha detto se comunque fosse stato potenziato, fosse stato più alto, e questo l'ha detto anche un professore del Politecnico di Milano, non si sarebbe evitata comunque la tragedia? Io non faccio l'ingegnere né il docente universitario, ho impressione che questo docente e altri tecnici abbiano ragione. Di fronte a un mezzo di 13 tonnellate e mezzo che si è capito che non aveva più controllo perché non ci sono frenate e non ci sono controsterzate, non so quale barriera avrebbe bloccato una situazione del genere. Certo, è una grande tragedia, d'accordo, anche per chi era alla guida e per tutte le persone, però questo ovviamente ha perfettamente ragione, ma non faccio il tecnico, spetta alla procura capire bene su questo tema. Ecco, direttore, ringraziamo l'assessore Boraso, siamo qui comunque in attesa di tutti quelli che saranno i nuovi dettagli. L'ultima cosa, se lo puoi trattenere un attimo, volevo chiedergli un'altra cosa. C'è chi propone, c'è chi dice che in mancanza di strutture protettive adeguate sarebbe stato meglio deviare il traffico verso Vestre o verso Marghera e chiudere il cavalcavia. Sarebbe stato meglio chiudere il cavalcavia e deviare verso altre... Insomma, qui passano migliaia di mezzi, decine di migliaia di mezzi, su queste congetture neanche non mi ci addentro, non voglio neanche rispondere. Ecco, una risposta chiara e senza fraintendimenti. Direttore, purtroppo dobbiamo lasciare andare l'assessore, qui da Mestre restituisco la linea allo studio. Grazie molto Ilaria Marchiori, grazie all'assessore alla mobilità e ai trasporti del Comune di Venezia Renato Boraso. Rivediamo le scene drammatiche di quello che è accaduto l'altra sera. Carabinieri e polizia interrogavano i superstiti, lo stanno ancora facendo e sono nel vivo, vi dicevo, le indagini della magistratura. L'indagine è per omicidio, l'accusa di omicidio, l'ipotesi di omicidio stradale plurimo. Sono state identificate tutte le 21 vittime anche attraverso il DNA in mancanza di familiari che non erano ancora arrivati. Vediamo il servizio uno dei tanti servizi che abbiamo mandato in onda. Eccolo il guardrail su cui per circa 50 metri avrebbe strisciato l'autobus guidato da Rizzotto per poi precipitare. Nessun segno di frenata sull'asfalto e per quanto riguarda la velocità sembra che il mezzo procedesse lentamente. Nessuna collisione dunque con un altro mezzo, anche secondo quanto hanno raccontato alcuni dei sopravvissuti. Hanno dato delle indicazioni che collimano con le ricostruzioni fattuali, e cioè non ricordano di aver sentito urla di nessun tipo e soprattutto non hanno sentito botte, colpi dalla parte sinistra del mezzo, e quindi questo collima con l'assenza di elementi che fanno pensare ad uno strusciamento, ad un contatto tra i due mezzi. Escluso l'impatto, dunque si propende per un malore dell'autista o un guasto meccanico. L'autopsia sarà importante, penso che dovrebbe darci degli elementi ulteriori per avere un quadro sempre più completo. Difficile ora dare un'identità alle vittime, molte non avevano i documenti con sé. Per questo motivo il procuratore ha spiegato di aver dato incarico alla medicina legale, ma anche alla polizia scientifica, se necessario, di ricorrere all'esame del DNA. Una tragedia che ha sconvolto la comunità, tanto che questa mattina più di qualcuno si è recato sul posto per lasciare dei fiori. Sono passata ieri che era appena successo. Cosa ha visto? Brutto da vedere, proprio brutto. Le fiamme, l'odore di bruciato. No? Una notte di lavoro, la scorsa, che ha visto centinaia di forze in campo. Lo scenario ti rimane impresso, molti dei pompieri, e siamo intervenuti con oltre 60 persone, con oltre 30 mezzi, anche dalle province di Treviso, Padova, Rovigo, e molte delle persone, dei colleghi che ho salutato, ho sentito, eccetera, mi hanno detto: guarda, io comandante, io non ho mai visto una roba del genere, una roba così. E questo era il comandante dei vigili, immaginatevi il lavoro dei vigili del fuoco sul luogo del disastro,
Abbiamo visto anche il vescovo, il patriarca di Venezia, Monsignor Moraglia, raccolto in preghiera con tutte le vittime ricoperte da teloni, davvero immagini sconvolgenti e sotto shock, potremmo dire, anche il primo cittadino di Venezia che ha intervistato l'altra sera, Filippo Foi. Sentiamo cosa gli aveva detto. Siamo in lutto, una grande tragedia. È ancora scosso il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Quella appena trascorsa è stata la notte più difficile. La corsa sul luogo dell'incidente, appena appresa l'incredibile notizia che un autobus era caduto dal cavalcavia, per poi trovarsi di fronte a quella che ha definito una scena apocalittica, una tragedia immane. Ho preso sonno questa mattina, tra finire le cose lì e lo stomaco non riuscivo a digerire questa scena veramente apocalittica, di vedere 20 persone morte, 21 esattamente. È una cosa che a me non era mai successa e credo che sia una tragedia tra le più importanti che sono mai successe. Il Comune di Venezia è in lutto cittadino fino a venerdì e fino alla conclusione delle esequie in tutti gli edifici comunali il gonfalone sarà a mezz'asta o abbrunato. A Cafarsetti in via Palazzo sono a disposizione dei libri di condoglianze per consentire a tutti la possibilità di manifestare cordoglio. C'è la magistratura, ci sono 20 morti, 21 morti. E penso che sia opportuno il silenzio e lasciar lavorare gli inquirenti che stanno facendo, perché non riesco a spiegarmi, non riesco davvero a spiegarmi. In queste ore il Comune è impegnato a gestire l'emergenza. Poco prima di questa intervista Brugnaro era al telefono con l'ambasciatore ucraino. Contemporaneamente bisogna anche ridisegnare la viabilità dei mezzi pubblici tra Venezia, Mestre e Marghera. C'è qualcosa che le rimarrà per sempre dentro, qualcosa che ha visto in quelle ore? Gli ho detto prima, non riuscivo a prendere sonno, ho visto questi bambini, pensavo ai miei, pensavo all'imponderibilità della vita, cioè davvero, dico stai sempre attento, non succeda qua. Poi quell'auto aveva 16 persone prenotate che dovevano andare in questo campeggio e poi alla fine invece abbiamo visto che erano di più, perché tanti sono corsi, sempre del campeggio, sono saliti, voglio dire, no? I 4 tedeschi, fatalità, non sono riusciti a prenderlo. E sono valutazioni che poi a 62 anni ti senti di fare, stai sempre attento a tutto, le cose. E poi la vita è così. Ha ragione il Sindaco, la vita è così, c'è l'imponderabile, no? Si fa di tutto per mettersi in sicurezza e poi si può finire schiacciati da un autobus, come è successo sotto il cavalcavia di Mestre. Ovviamente adesso l'inchiesta dovrà accertare se Alberto Rizzotto, l'autista quarantenne, sia stato colpito da un infarto, abbia avuto un altro malore che gli abbia impedito di controllare questo mezzo molto pesante che ha strisciato nell'ultima parte di questo tragico percorso per una trentina di metri contro questo guardrail. Andiamo a Vazzola, il paese dove abitano i genitori della vittima, con Anna De Roberto. A te, Anna. Sì, direttore, buongiorno. Siamo qui a Tezze di Vazzola, alle mie spalle c'è la casa dei genitori, Maria, Adele, Roma e Luigi. Viveva qui anche Alberto insieme al fratello Giulio. C'è un'atmosfera surreale, direttore, perché c'è un via vai continuo di giornalisti che si accingono a suonare il campanello della famiglia. L'abbiamo fatto anche noi questa mattina, ci abbiamo provato e abbiamo ricevuto questa risposta: no, per favore no. La stessa risposta l'abbiamo ricevuta dalla vicina di casa, la signora Maria Maddalena, è stata la santola di Alberto, ha portato Alberto al battesimo e lo ha seguito anche alla cresima, signora che ieri qualche parola l'aveva detta ricordando Alberto. Oggi proprio anche qui è stato un per favore no, ci ha raggiunto anche il figlio dicendo per favore no. Stiamo cercando un po' di parlare con tante persone, ma è come se a distanza di 48 ore, quindi con una notizia già un po' più metabolizzata, le persone abbiano scelto davvero di chiudersi nel dolore più profondo, quasi ad attendere le prime risposte, le risposte che arriveranno soltanto oggi pomeriggio, perché oggi è stata disposta l'autopsia sul corpo di Alberto Rizzotto. Forse non oggi ma domani, però è come a dire non possiamo più parlare perché anche noi abbiamo bisogno di queste risposte, la verità. Soltanto l'autopsia potrà
raccontare davvero se Alberto sia stato colpito da un malore, da qui dunque la perdita di controllo del mezzo e la caduta a causa appunto delle condizioni anche del Garrey come avete ricordato fino a poco fa. Noi tra poco andremo a sentire il parroco, che però ha preso servizio qui alla parrocchia di Tezze di Vazzola soltanto da un anno, quindi non conosceva benissimo la famiglia e non ha visto crescere Alberto. Davanti alla porta di casa c'è un mazzo di fiori bianchi che qualcuno ha portato. Ci sono delle persone all'interno della casa che stanno appunto cercando di sostenere la famiglia. Maria Adele e Luigi non sono soli. Questa mattina hanno ricevuto la visita di un carabiniere che è entrato, è arrivato con la propria auto privata, quindi non una gazzella dei carabinieri, e anche lui ci ha detto una visita familiare. Sappiamo che appunto il papà di Alberto era in aeronautica, era generale, quindi può anche essere che quella di questa mattina sia stata una visita, come dire, d'affetto, non una visita per certificare o magari firmare dei documenti, proprio perché è prevista per questa giornata l'autopsia. Altre notizie qui non ne abbiamo se non questa, cioè quella del grande silenzio in cui tutto il quartiere di Tezze di Vazzola si è chiuso. Cercheremo di capire anche dal parroco quali parole, perché spetterà a lui salutare nell'ultimo viaggio Alberto Rizzotto. I funerali si terranno qui ovviamente nella sua parrocchia e probabilmente soltanto dopo l'autopsia si potrà dare il via libera a fissare la data per i funerali. Grazie molte ad Anna De Roberto, collegata in diretta da Vazzola. Ovviamente tenteremo ancora di sentire i genitori, ma sono chiusi nel loro dolore. È chiaro che non vogliano fare interviste, è più che comprensibile. I soccorritori sono i primi, quelli che sono arrivati per primi sul luogo della tragedia, sono uomini che lavoravano nei pressi del luogo dell'incidente. Abbiamo visto ieri il senegalese Boubacar che ha detto: avete aiutato, gli italiani mi hanno aiutato a salvarmi da un naufragio quando sono partito dall'Africa diretto in Italia, e quindi io adesso voglio in qualche modo così restituire questo favore intervenendo sulla scena dell'incidente. Ha estratto delle persone incurante delle fiamme. Con lui e con altri soccorritori c'era anche un ristoratore originario del Kosovo, ha un ristorante a Mestre, e lo ha sentito poco fa Anna Maria Parisi. Sentiamo. Gli eroi che ha salvato dalle fiamme e insomma da un destino diverso da quello che poi è stato i bambini, alcuni dei bambini nella tragedia che si è consumata proprio a due passi dal ristorante, dal ristorante di sua proprietà, da dove ci troviamo noi. Che cosa è successo? Ecco, adesso vediamo con le immagini di Alberto Pivetta proprio il luogo della tragedia, vediamo, perché ci sono tante persone che stanno sostando lì. Che cosa è successo l'altra sera? Ci racconti tutto. Allora, quella sera lì, che era sulle 19:38, erano i miei locali qui indietro che ha le vetrate con la vista verso di qua. Ero all'interno con il mio socio Giorgio Passucchi e Stefano Gavazzi di Venezia, che abbiamo visto sto rumore e sta caduta dal ponte. Pensavo che è venuto giù il ponte e da lì sono partito fuori. Ho corso fino qua e qua c'era un ragazzo di nazionalità Bangladesh con un bambino in braccio qua che urlava. È caduto giù un pullman, Da lì io non ho pensato altro, ho saltato la recinzione, ho tirato dritto e mi sono trovato dove c'è quella muretta in calcestruzzo, e poi lì ho saltato anche la muretta e sono caduto giù. Lì Scusi, ancora la stazione però non era stata chiusa? No. Quindi lei ha ma rischiato anche in prima persona perché i treni passavano? Sì, fa il conto che dal momento che è successo l'incidente io ci ho messo 30 secondi ad arrivare là, cioè non ho neanche guardato se ci sono treni o non ci sono i treni. Là ho tagliato dritto proprio di corsa e sono arrivato nel posto dove era la tragedia. Lì non ho trovato nessuno, sentivo dei urli, sentivo che piangevano eccetera,
E lì ho visto questi 2 bambini e che ho cercato di mettere da parte, e li ho messi 2 da parte, che sono origini di Ucraina. 2 fratellini? Sì, 2 fratellini, un fratello e una sorellina, quindi che piangevano, che chiedevano sempre la mamma. E fai il conto dal posto dell'incidente a indietro di 30 metri, c'erano tante persone che facevano il video e foto, che io chiamavo l'aiuto, venite a aiutarmi, venite a darmi una mano, nessuno. L'unico che mi ha dato una mano, un incontro diciamo, è stata una persona che mi ha lanciato da cavalcavia, da sopra, mi ha lanciato giù un estintore, dove che poi l'abbiamo usato. Poi è venuto anche un'altra persona in quel momento là, non so chi è stato, e poi io mi sono tirato indietro, sono andato a urlare a tutte le persone che hanno bloccato tra l'altro anche la strada, perché sentivo le sirene dei pompieri, della polizia che stavano raggiungendo il posto, e lì sono andato a urlare, ho detto andate via, lasciate passare. Perché comunque la gente era presente, anziché intervenire, dice, stava filmando quanto stava accadendo invece di dare un aiuto concreto. Sì, questa cosa le ha fatto molto male. Tanto male. Tra quanto poco puoi dare un aiutino è sempre utile, anche se non sei, non so, un medico, che non sei un pompiere o qualcosa, lo puoi dare sempre un piccolo aiuto, perché bastavano quelli 4 minuti, magari sono una decina di persone, potevamo tirare fuori molto più gente, salvare più vittime, secondo me. Quanto dice è veramente raccapricciante, perché significa che insomma, nonostante le parole molto accurate del vescovo di Venezia, il patriarca Moraglia, che insomma questa tragedia ci deve insegnare a stare più vicini, a essere l'uno di supporto all'altro, e invece si è visto come ancora, come dire, l'edonismo delle immagini di chi arriva prima e filma e posta, l'ha avuta vinta, dice lei. Ma secondo me basta che qualcuno veniva anche là vicino, ma magari mi dava anche il coraggio. Mi dava il coraggio, perché pensare che uno che si trova da solo a un pullman grande, che poi hanno iniziato dopo 4 minuti, anche le fiamme hanno iniziato. Nel frattempo sono usciti anche una ragazza francese, attorno a 16 anni, un ragazzo di origine croato e anche un uomo di Ucraina, avrà intorno ai 50 anni. Probabilmente loro sono salvati dai 2 africani che io non li ho visti, perché loro erano lato opposto. So che mi hanno detto il mio socio e anche Stefano Gavazzi che il ragazzo che era qua con la bambina, anche lui ha saltato la recinzione con la bambina in braccio, mi ha corso indietro di me, ma non ha potuto saltare la muretta, perché la muretta è molto più alta, e poi lui si è tornato indietro con la bambina piccola. Quindi un messaggio anche a lui, lo ringrazio, però non puoi rischiare una vita, una bambina così, una bambina piccola, penso che aveva 3-4 anni, piccola, lo teneva così in braccio. Senta, lei ha rischiato in prima persona la sua vita per poter salvare queste altre 2 vite, queste di 2 fratellini. Sì. E, dice, avremmo potuto salvare molte più vite se anziché la gente stare lì ferma a filmare, a fare foto, fosse intervenuta. Sì. E questo è molto triste. Sì. Lei ieri è andato, per quanto riguarda i 2 fratellini che lei ha messo in salvo, i 2 bambini, è andato all'ospedale di Mestre all'Angelo in cerca di loro, ma le hanno detto che non sono ricoverati lì. Sì, sono andato lì. Mi hanno detto che oggi è il primo giorno, impossibile, anche se sono qua, però mi hanno confermato che i 2 ragazzi non sono all'Angelo, mi hanno detto che sono a Treviso. Oggi nel pomeriggio vorrei fare un salto, spero che mi fanno entrare, o perlomeno prima di portare il loro paese vorrei rincontrarli e salutarli. Ecco, lei ha questo appello, ha lanciato questo appello, lei vorrebbe comunque riabbracciare questi 2 bambini? Sì, perché anch'io ho 4 bambini, mi sembravano come fossero i miei bambini. Io ho 4 bambini, la piccola mi sembrava come la mia bambina che ha 4 anni, e mi sono sentito proprio come che chiedevano la mamma, ma non potevo fare altro. Brutta serata, non posso dimenticare mai un tragico incidente del genere, spero che non succeda più a nessuno. Basta. Tocca. Lei è riuscito a dormire poi quella notte? No, non ho potuto dormire.
pensavo a quello che è successo e no, non ho dormito, non potevo. No. Ha detto che si è sentito da padre, si è sentito un po' il padre adottivo di questi due ragazzi. Sì. Mi sembravano come i miei figli. Mi sembrano proprio come i miei figli e mi hanno fatto... Io, proprio dal cuore, condoglianza alla famiglia che hanno perso i loro cari, vi auguro a quelli che sono nell'ospedale che stanno bene, che superano anche questo tragico incidente che è successo. Intervista esclusiva di Anna Maria Parisi della nostra redazione di Venezia Mestre a uno dei soccorritori, un ristoratore di origine kosovaro, un'intervista toccante, commovente, il coraggio di quest'uomo che ha sfidato le fiamme, che ha denunciato anche un malcostume di coloro che in queste circostanze filmano, si limitano a filmare quando ci sono anche gli incidenti sulle strade, bloccano addirittura il traffico, questi curiosi che in maniera davvero riprovevole si limitano a riprendere la scena. Un altro soccorritore di cui si parla molto è un senegalese che è sfuggito alla morte perché era raggiunto l'Italia con un barcone e ringrazia gli italiani per averlo salvato e dice: ho voluto restituire in qualche modo un favore. Si chiama Boubacar, l'ha intervistato anche il TG La 7. Sentiamo. Ieri io sono venuto a lavorare, ho cominciato a cucinare, sto cucinando, poi ho sentito rumore. Appena che ho sentito rumore, quello una italiana vive qua, lui mi buba è terremoto questo, le dico no, quello non è terremoto, sì terremoto, le dico che no. Poi Kevin è venuto qua a finestra, ha visto che il pullman stava a terra, le dico buba il pullman è caduto, le dico è impossibile, sono venuto a guardare anche io, dico che sì è vero, io dico vado là, sono essendo giù, sono andato. Appena che è arrivata c'è una bambina e mamma si sta dicendo mai dota, però lei non parla italiano, non lo so che paese sono, però non parla italiano. Poi ho dato mano, intanto fuoco ha cominciato a scendere di più, ho dato mano a lei, ho tirato fuori, c'è un bambino, ho tirato quello bambino fuori, poi lei, il mamma ha cominciato a toccare per lei, così si ispirano. Poi io sono andato dietro, ho visto il spegnitore per spegnere il fuoco, quello è caduto sul pullman, poi ho preso quello, sono cominciato a spegnere, però non basta quello, subito è arrivato 2 carabinieri alla macchina. In questo momento ho sentito che serve una mano, non sono paura per dare una mano loro. Senti, oggi nei giornali ti chiamano eroe, tu ti senti un eroe? Per salvare le genti si dico, però prima cosa io ti dico italiano, i hero degli italiani, perché loro mi hanno salvato la mia vita. Sì, ho visto che io sto vivendo così. Sì, mi hanno salvato la vita, sì, ho visto che qualcuno sta in difficoltà per vivere, ti dà una mano per vivere, sì. Poi ho dato mano loro. Gli italiani ti hanno salvato, dici perché? Prima, perché io sono venuto al gommone, mi hanno salvato, andare a prendere la mai a mare. Sono andata da là, appena arrivato, tutti stanno dicendo Hero Buba, anche il mio capo mi ha chiamato, mi sta salutando, grazie Buba, hai fatto una cosa buona. Poi abbiamo parlato con loro, hanno mandato sul gruppo nostro dove stiamo lavorando, poi loro mi stanno dicendo Hero, io ho fatto quello per correre, non è che ho fatto un'altra cosa. L'hai fatto per il cuore? Sì, per il cuore. Sì. Con Natural Trail. Che ha salvato, avete sentito il suo racconto, si è subito precipitato per soccorrere le persone intrappolate all'interno dell'autobus. Ovviamente il cordoglio, il dolore del sindaco di Odessa, Hennady Trukhanov, per le molte vittime ucraine. Sentiamo. Caro Luigi, cari veneziani, tristezza, angoscia, dolore. È difficile trovare le parole di fronte a un incidente così tragico, avvenuto ieri a Mestre. Tragedia che ha coinvolto anche delle famiglie ucraine. Desidero ringraziare l'amministrazione di Venezia e tutti i soccorritori per l'enorme lavoro svolto per salvare e assistere
le vittime. Esprimo le mie più sentite condoglianze e di tutti gli odessiti. I nostri cuori sono con le vittime e le loro famiglie. Insieme al mio consigliere per gli affari esteri Attilio Maliani sono in stretto contatto con il sindaco Luigi Brugnaro per seguire le notizie di questa tragedia. Adesso sentiamo tra pochissimo quanto ha detto ieri il procuratore di Venezia Bruno Cherchi, poi anche il prefetto di Venezia Michele Di Bari. Vediamo però con Renato Cappoglia in regia oggi con Italo Morao una scheda del Corriere della Sera, i 2 metri di cavalcavia senza barriera e gli ultimi secondi prima del vuoto. I 9 ucraini, le famiglie, i nomi delle vittime. Ovviamente tutti i giornali si soffermano in prima pagina su questo gravissimo incidente. Qui il disegno spiega qual è stato il percorso dell'autobus di linea prima della caduta fatale. Vi dicevo, vediamo adesso il servizio con il procuratore di Venezia Bruno Cherchi e il prefetto Michele Di Bari. Sono le 19:38 e 28 secondi del 3 ottobre. Eccole le immagini shock registrate dalle telecamere che immortalano il momento dell'incidente lungo Rampa Rizzardi a Mestre. Si vede l'autobus bianco condotto da Alberto Rizzotto procedere. Poi oltrepassa un pullman che sta correndo nella corsia alla sua sinistra. Scompare per un attimo, per poi riapparire e precipitare da un'altezza di circa 10 metri. Poi le fiamme. Tutto in pochissimo tempo. Immagini che lasciano senza parole. 21 deceduti, tra cui 2 minorenni non ancora identificati, ma riteniamo che siano davvero minorenni, e tra questi 7 sono stati identificati, 5 ucraini, un italiano che è l'autista, un tedesco, e quindi 7 al momento identificati. Mentre per quanto riguarda i feriti sono 15, 4 ucraini, un tedesco, un francese, un croato, 2 spagnoli, 2 austriaci. Su 15, 11 sono stati identificati e 4 da identificare. Un bilancio drammatico quello riferito dal prefetto all'indomani della tragedia, in cui però si è salvato un neonato. Una scena definita apocalittica dallo stesso prefetto, così come dal sindaco Brugnaro, mentre le indagini proseguono e mano a mano si delineano dei punti fermi. Ci sono dei punti che sono sufficientemente fermi. Il primo punto fermo è che non ci sarebbe stato nessun contatto tra il pullman che è caduto ed altri mezzi, questo è il primo punto. Il secondo punto fermo è che risultano delle tracce di contatto tra il mezzo e il guardrail circa 50 metri prima della fuoriuscita, con un appoggio sostanzialmente e poi con una fuoriuscita. Questi sono i punti centrali. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio plurimostradale. L'autobus è stato sequestrato in attesa di consulenze che possano certificarne le condizioni, così come quelle delle batterie al litio. Il bus è stato trasportato in una zona sicura, ampia, dove mano a mano viene continuamente raffreddato per evitare la ripresa delle fiamme. Gli inquirenti hanno sequestrato anche l'intera area dal punto di contatto a quello di caduta, ovvero il guardrail e il parapetto esterno. Ed è scontro politico dopo le dichiarazioni del vice primo ministro Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture, sulle batterie al litio degli autobus elettrici. Salvini in sostanza dice, andando avanti in questa direzione con tutto quello che sta avvenendo per avere mezzi elettrici, quindi mossi dall'elettricità, alimentati dall'elettricità, si può andare incontro a questi disastri. Sentiamo cosa ha detto e poi le reazioni in Parlamento.
Grazie, innanzitutto esprimo il cordoglio mio e sicuramente di tutto il governo e di tutta l'Aula per le vittime del terribile incidente di Mestre, sperando che i feriti che stanno ancora lottando per la vita ce la facciano, quindi il mio e il nostro pensiero alle famiglie e a coloro che stanno ancora lottando per la vita in queste ore, con l'auspicio che venga fatta chiarezza il prima possibile su questa impensabile tragedia. Però non c'era la parte che riguardava l'elettricità, cioè le critiche di Salvini alle batterie al litio e alla, diciamo, la transizione ecologica che è stata prospettata soprattutto dall'opposizione. Vediamo le reazioni a questo discorso in Parlamento. Voglio dire con grande nettezza, mi auguro che nelle prossime ore sia ancora più netta e chiara la presa di distanza del ministro Salvini dalle prime parole che ha detto all'indomani dell'immane tragedia di Mestre, che sono parole che veramente colpiscono, perché noi dobbiamo avere pieno rispetto per le 21 vittime, dobbiamo avere pieno rispetto per i feriti, dobbiamo avere pieno rispetto per la magistratura che in questo momento sta indagando sulle cause e le scopriremo, ma utilizzare anche una tragedia come la tragedia di Mestre per portare avanti questa assurda crociata contro l'elettrico in questo Paese è veramente vergognoso. E non è una crociata solo contro l'elettrico, è una crociata contro la filiera della componentistica, contro gli interessi del nostro Paese che deve vivere la decarbonizzazione come un'opportunità senza lasciare indietro nessuno, chiaramente, ma nemmeno demonizzando una tecnologia, trovando ogni occasione, ogni pretesto utile per dire che l'elettrico fa male, che l'elettrico è un pericolo, quando l'elettrico, ce lo dice l'Europa, è una prospettiva per andare a raggiungere quegli obiettivi di decarbonizzazione che abbiamo assunto, che abbiamo siglato, che servono alla nostra mobilità, alla nostra salute. Ieri in audizione sul TPL abbiamo sentito dalle associazioni i numeri dei morti a causa dell'inquinamento nelle strade della nostra città. Quindi da questo punto di vista ci deve essere chiarezza. Teniamo fuori veramente questa discussione e occupiamoci di quello che ci dobbiamo occupare. C'è un decreto che dice che bisogna prevedere per le nuove licenze mezzi meno inquinanti, mezzi elettrici. Ci sono degli strumenti totalmente inadeguati, perché collega. Questo decreto non fornisce strumenti adeguati a garantire che questa scelta possa essere compiuta dagli operatori che ogni giorno sono su strada. L'opposizione chiede al governo di valutare l'opportunità di fornire strumenti più adeguati, la risposta è no. Non siamo disponibili. Ecco, noi non ci possiamo ritrovare in questa impostazione, abbiamo bisogno di mettere in campo ben altro e per questo chiediamo al governo di rivedere questo parere e di cambiare impostazione. Grazie collega. E questo era un parlamentare del Partito Democratico che si è scagliato contro le dichiarazioni di Matteo Salvini. Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ieri è andato a visitare i feriti, soprattutto ad accertarsi quali fossero le loro condizioni nell'ospedale dell'Angelo a Mestre. La Regione del Veneto ha proclamato 3 giorni di lutto per quella che il Presidente ha definito una immane tragedia. Sentiamo le sue parole e poi anche quelle dell'assessore alla protezione civile Giampaolo Bottacin. Io spero che le immagini delle telecamere in strada, quelle in autobus, se ci sono, se c'è, se sono salvate le immagini e le testimonianze ci aiutino a capire cosa è successo, perché noi non ricordiamo quel tratto di strada come un tratto di strada degli incidenti. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, arriva all'Angelo di Mestre poco dopo mezzogiorno. Annullati tutti gli impegni, indetti 3 giorni di lutto regionale con l'invito a tutti gli enti di esporre le bandiere a mezz'asta. All'ospedale allestiti servizio di accoglienza e sala dedicata ai parenti delle vittime della tragedia del bus con interpreti e psicologi. Abbiamo da un lato il tema del riconoscimento delle vittime e dall'altro quello di occuparsi dei pazienti. Ringrazio i medici, non solo quelli che erano in strada questa notte, ma anche coloro che sono negli ospedali, che sono rientrati dai turni da casa. Vi dico solo che ad esempio a Treviso abbiamo svuotato il pronto soccorso e abbiamo dirottato pazienti. Oggi i pazienti sono su 5 ospedali che sono ovviamente Mestre, Treviso, Dolo, Mirano e Padova. A Padova abbiamo la bimba
di 3 anni, che è anche una grande ostinata per la quale siamo veramente preoccupati. Tra i morti una bambina di poco più di 1 anno e una ragazzina di 13 anni. Tra i feriti una coppia di fratelli austriaci di 3 e 13 anni ricoverati a Treviso, la cui mamma è morta insieme al compagno. Sulle cause di quella che definisce una tragedia immane il governatore rimane prudente. Siamo davanti a una macchina che è recentissima, del 2022. L'autista è una persona esperta per bene, è super referenziato, per cui si tratterà veramente di capire la dinamica. Tutto fa pensare a un malore, però è prudente non avanzare ipotesi e usare il condizionale, il guasto tecnico, piuttosto che altri fattori che oggi non ci sono noti. Attendiamo. Zaia ha ringraziato l'apparato sanitario per la mobilitazione sul posto e negli ospedali, dalla Regione il supporto ai soccorritori anche in termini di protezione civile. È stato garantito come sempre il supporto nelle attività di soccorso, ognuno per quanto di competenza. La Regione ha coordinato tutta l'attività dei soccorsi sanitari, intervenuti con una ventina di ambulanze, 5 ospedali coinvolti dove sono stati ricoverati i feriti, alcuni dei quali purtroppo gravi, e per quanto riguarda la protezione civile ha garantito supporto e l'assistenza alla popolazione laddove necessario. E momenti di paura questa mattina in un autobus del trasporto pubblico locale di Busitalia lungo la tratta di Piove di Sacco alla fermata vicino ad un istituto tecnico. L'autista si è accorto del fumo e delle fiamme che uscivano dalla parte posteriore del mezzo. Sul posto anche la polizia stradale, che è riuscita a domare il rogo con gli estintori in dotazione. Le fiamme dovrebbero probabilmente sono divampate a causa di un guasto tecnico al motore. Allertati anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il mezzo. Nessun ferito tra i 50 passeggeri, tutti studenti che sono stati dirottati in un altro mezzo. Per Busitalia si conferma un periodo nero, vista la carenza di autisti e i numerosi disservizi nelle corse. Poi rivedremo anche le immagini abbastanza sconvolgenti di un autobus in fiamme sul Ponte della Libertà, lo vedremo tra poco, un autobus che era andato in fiamme nell'aprile scorso, e lì fortunatamente l'autista aveva fatto scendere i passeggeri appena in tempo. Diceva l'assessore Boraso, molto spesso i lavori di potenziamento delle strutture protettive vengono ritardati come altri lavori dalla burocrazia, da vari passaggi indispensabili e poi dall'appalto per i lavori, insomma ritardi a cui i sindaci si vedono costretti. Sentiamo cosa ha detto a questo proposito il sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI, Mario Conte. Ma no, gli ho mandato un messaggio io di sostegno, di supporto, mettendoci anche a disposizione per quello che può servire, anche se in questo momento credo che fa più un supporto morale, la vicinanza dei colleghi che condividono il peso di un ruolo che porta con sé delle responsabilità enormi e talvolta, come sta succedendo in questo caso, il rischio di trovarci i riflettori addosso puntati e soprattutto delle ipotetiche responsabilità pesano, perché siamo degli esseri umani, delle persone che ci mettono cuore e anima tutti i giorni, tanta passione per servire la nostra comunità, e poi appena succedono episodi come questo, che sono gravissimi certamente, il primo a trovarsi con le dita puntate è sempre il sindaco. Cioè noi non abbiamo a disposizione le risorse necessarie per garantire una messa in sicurezza a 360 gradi del nostro territorio, fermo restando che poi quando succede qualcosa la colpa è sempre del sindaco. Allora o ci vengono date le risorse e poi giustamente noi ci facciamo carico di tutte le nostre responsabilità. Se avevamo le risorse per mettere in sicurezza i garrail non l'abbiamo fatto, ma se non abbiamo le risorse per scuole, per mense, per trasporto pubblico, per la messa in sicurezza stradale, per il rifacimento degli asfalti, per la manutenzione verde, non abbiamo più le risorse per far nulla in questo paese, ma le responsabilità restano sempre e comunque invariate. Allora io dico, ok, se la colpa è di qualcuno troviamo il responsabile, però prima di puntare il dito cerchiamo di capire il perché delle cose. E questo era Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI. Ricordiamo cosa accadde, vi dicevo, nell'aprile scorso sul Ponte della Libertà, quando
un autobus di linea prese fuoco e poi esplose addirittura, ma un coraggioso autista in quel caso riuscì a mettere in salvo i passeggeri prima dell'irreparabile. Vediamo. Scusate, eccolo qui, chiedo... Il fuoco, lo scoppio, una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. È un venerdì pomeriggio da bollino rosso per la città di Venezia. Poco dopo le 14:30 i vigili del fuoco sono intervenuti sul Ponte della Libertà per l'incendio di un bus TVO che effettua il servizio di collegamento tra l'aeroporto di Treviso e Piazzale Roma e diretto proprio a Venezia. Era partito alle 13:15 da Treviso e dopo una sosta a Mestre in cui sono scesi quasi tutti i passeggeri è ripartito per Venezia con 8 persone a bordo. Il conducente, accortosi che qualcosa non andava, si è fermato facendo scendere tutti appena in tempo. Poi l'esplosione. Lui stesso, con sangue freddo, ha provato a spegnere le fiamme con l'estintore in dotazione, ma ormai divampavano. Ecco, non so cosa che succede, ha preso fuoco il pullman. Tutti salvi, riuscì a salvare tutti e basta. Disastro. In breve sono giunti da Mestre i vigili del fuoco con un'autopompa, 2 autobotti e 10 operatori che hanno spento le fiamme. È una situazione molto impressionante perché è stato un incendio pesante e i danni alla linea ovviamente sono stati, si è bloccato tutto il sistema. La cosa che ci tengo a dire almeno, insomma, la capacità dell'autista, insomma, sono stati salvati tutti i passeggeri, non c'è nessun ferito, che per noi intanto è l'elemento fondamentale. Abbiamo ovviamente già registrato notevoli danni sulla struttura legata al tram perché hanno preso fuoco sia i cavi che la parte a terra. La linea non verrà ripristinata prima di mercoledì-giovedì e in assenza del tram ci sarà il bus sostitutivo. La viabilità verso Venezia è rimasta bloccata fino allo spegnimento delle fiamme, paralizzando il traffico. Sul posto la Polizia di Stato e quella locale. Non c'è via di fuga, questo è uno degli elementi della grande debolezza del Ponte Libertà, ma ovviamente non è ciò che conta, insomma, che abbiamo una ciclabilità, una pedonabilità che ci consente anche di salvare il salvabile e questa è la cosa fondamentale. È evidente, si blocca perché è un elemento di unione tra due realtà, quella che è la terraferma della città di Venezia con il centro storico della città di Venezia, e non c'è scampo perché ovviamente poi il riflesso è stato anche sulla linea ferroviaria perché l'incendio era di una grande portata e molto pesante. Un profondo ringraziamento alla nostra polizia locale e alle forze dell'ordine, ma in modo particolare ai vigili del fuoco per il loro pronto intervento. Al vaglio dei tecnici le cause dell'incendio che ha completamente distrutto il mezzo. Poteva essere una strage, anche in quel caso intervenne l'assessore Renato Boraso. Andiamo 2 minuti di pubblicità, state con noi perché poi torneremo sulle condizioni dei feriti e su questa strage immane, così l'ha definita il governatore del Veneto, di Mestre. A tra poco. Di nuovo sulla strage al cavalcavia Rizzardi di Mestre, 21 le vittime. Vediamo quali sono le condizioni dei 15 feriti, dei 15 pazienti che sono stati ricoverati negli ospedali del Veneto. 10 di loro sono in reparti ad alta intensità di cura, terapia intensiva, 4 nei reparti di chirurgia, 1 in pediatria. Alcuni dei pazienti, a quanto pare, le condizioni di alcuni pazienti starebbero migliorando. Alla Mestre ci sono ricoverati 5 pazienti, 3 di nazionalità ucraina e 2 di nazionalità tedesca. Un paziente in condizioni critiche, 2 in condizioni discrete e 2 in decorso regolare. All'ospedale di Dolo un paziente di nazionalità francese, le cui condizioni sono migliorate. All'ospedale di Mirano un paziente di nazionalità croata, le cui condizioni sono migliorate, verrà dimesso
oggi dalla struttura. A Treviso sono ricoverati 5 pazienti, 3 di nazionalità tedesca e un adulto di 33 anni, uno spagnolo, un'ucraina. Per 3 pazienti il decorso è regolare, uno è migliorato mentre un altro resta in condizioni critiche. All'ospedale di Padova avete sentito prima Valentina Visentin in diretta, ci sono 3 pazienti, 2 di nazionalità ucraina, una donna di 29 anni, una bambina di 4 e una donna spagnola di 52 anni. Tutte e 3 le pazienti in questo caso sono in condizioni critiche. Questo è l'ultimo aggiornamento, l'ultimo bollettino sui pazienti ricoverati nelle strutture del Veneto. Infuria la polemica, vi dicevo, sui guardrail, ma anche sugli autobus ad elettricità, le batterie al litio. Salvini ha detto che è sbagliato andare in questa direzione, reazioni molto vivaci in Parlamento oggi, ne abbiamo sentite alcune. Sentiamo adesso cosa ha detto ieri l'esponente del Partito Democratico in Consiglio regionale, Arturo Lorenzoni. Ci sono ormai delle statistiche che sono abbastanza credibili in merito alla possibilità di incendio dei mezzi elettrici rispetto ai mezzi a combustione interna. Incidenti per 100.000 veicoli venduti, e nel caso delle auto elettriche sono 25, nel caso delle auto a benzina sono 1.529, quindi è molto più grande il numero di incendi scoppiati per auto venduta nel caso delle auto a benzina. È ancora più alto per le auto ibride, che sembrano essere quelle più esposte al rischio di incendio. Quindi il rischio di incendio è molto più basso con i veicoli elettrici. Le temperature che si raggiungono sono però più alte. E è una modalità diversa, diciamo così, di prendere fuoco qualora ci sia l'incidente. Il veicolo con il carburante è molto più rapido nel prendere fuoco, però si esaurisce prima. Il veicolo elettrico è più lento, però può raggiungere temperature più alte. Io ricordo un altro incidente di quest'anno che è stato abbastanza forte sul Ponte della Libertà, dove un autobus di linea ha preso fuoco e in pochissimo tempo si è bruciato completamente, per fortuna senza vittime, però è stato un incendio importante sul ponte che è rimasto chiuso a lungo. Quindi, diciamo così, il rischio c'è, è più alto nei mezzi a combustione interna, bisogna utilizzare delle modalità di spegnimento dell'incendio che sono differenti, e su questo i nostri vigili del fuoco so che stanno lavorando, stanno facendo dei corsi di aggiornamento, perché ovviamente la parte elettrica e l'acqua a contatto con le batterie al litio può creare dei problemi maggiori, quindi sono delle modalità di spegnimento differenti. Però ecco, non andrei ad imputare al fatto che il mezzo era elettrico un rischio maggiore per i passeggeri. Questo era Arturo Lorenzoni, in regia Renato Cappoia ed Italo Morao per questa edizione di Focus quasi interamente dedicata all'incidente di Mestre, una tragedia che non si riesce a spiegare. È il dolore dei colleghi di Alberto Rizzotto e le parole di Elio Tomasella di Confartigianato, da 42 anni autista. Su quella tipologia di autobus interviene anche il presidente della MOM di Treviso, Giacomo Colladonna, che dice sono mezzi affidabilissimi. Le parole fanno fatica ad uscire, tante, troppe le domande per una tragedia che non ha precedenti. Gli autisti degli autobus sono costernati, il dolore per la morte del collega e per le vittime è atroce. A parlare il presidente degli operatori bus e servizi turistici di Confartigianato Treviso, Elio Tomasella, che conosceva bene Alberto Rizzotto. Ci trovavamo a volte in aeroporto, ci spiega, mentre effettuava i servizi navetta. Si era sentito anche con mio figlio tempo fa, è un bravo ragazzo, cortese, educato, molto disponibile e anche prudente, perché non era
assolutamente una persona che pestava sull'acceleratore, anzi era uno molto, molto tranquillo nella guida. Poco tempo fa, con la crisi degli autisti, era stato chiesto ad Alberto di lavorare a Vazzola nel gruppo Tommasella. Si sarebbe avvicinato a casa, ma lui era felice di stare alla Martini, soddisfatto del suo lavoro, così aveva deciso di rimanere lì. Per guidare gli autobus elettrici ci vorrebbe una maggiore formazione, spiega Tommasella. La guida è una cosa, ma l'utilizzo poi giornaliero di questi mezzi sicuramente è diverso, hanno delle caratteristiche diverse, e gli autisti, in caso sia di guida normale ma anche soprattutto di emergenza, credo abbiano bisogno di informazioni particolari sull'utilizzo di questi mezzi. Quella tipologia di autobus è all'avanguardia e il prossimo anno quei mezzi di quella marca arriveranno anche nelle strade della nostra provincia, spiega il presidente MOP Giacomo Colladon. Quell'autobus aveva 10 mesi, dice, recentissimo. L'autobus è tecnologicamente avanzato e quindi ritengo che non possa essere un problema tecnico, e quindi c'è stato qualcos'altro, probabilmente un malore, perché anch'io ho visto e sentito che l'autobus non è uscito a tutta la velocità fuori dal guardrail, ma insomma ha avuto un impatto abbastanza dolce. Qualcosa è successo, ribadisce Colladon. Aveva 40 anni, era giovane. Nessuno riesce a capacitarsi, ma il malore rimane per loro l'ipotesi più plausibile. Gli autisti mettono a rischio la loro vita per salvare i passeggeri. Termina. Su Alberto, sulla sua perizia di lavoro non ho nessun dubbio, quindi credo personalmente non abbia nessuna responsabilità sull'accaduto. Servizio di Daniela Sizia, ed oggi sul corpo di Alberto Rizzotto dovrebbe essere eseguita l'autopsia. Questo mezzo era partito, come sapete, da Piazzale Roma a carico di turisti, erano 35 i turisti a bordo che dovevano rientrare al Camping Hu dove alloggiavano. È un camping che è molto vicino alla rotonda di Mestre, tra la rotonda e il palazzo dell'Agenzia delle Entrate. Ovviamente non si è potuto far altro che ricordare le vittime e soprattutto lo sgomento anche delle persone che hanno perso quell'autobus per una manciata di minuti. Sentiamo Filippo Fois. Fuori dal campeggio di Marghera, turisti alloggiati a Hu Venezia Camping in Town fanno la fila per salire sull'autobus, esattamente come il giorno prima avevano fatto altri ospiti della struttura, coinvolti poi nel terribile incidente del viaggio di ritorno. Questa volta però li riprende un nutrito gruppo di telecamere di televisioni tedesche, francesi e di altre nazioni. Il giorno dopo l'incidente, nel camping di Marghera, il cordoglio si confonde con l'incredulità per una tragedia persino difficile da descrivere. Noi non possiamo fare altro che metterci a disposizione. Tutta l'azienda e tutto il nostro personale sono a disposizione per facilitare le operazioni e dare supporto agli ospiti, alle loro famiglie e ai soccorritori, reciterà poi il comunicato con le dichiarazioni del direttore generale di Human Company Domenico Montano. Stiamo inoltre collaborando con le autorità competenti impegnate nell'identificazione dei passeggeri. A Marghera gli autobus continuano a partire. Massimo Fioresi, amministratore delegato di La Linea, l'azienda di trasporto che svolge il servizio navetta tra il camping e Venezia, ha detto all'ANSA che dai video dell'incidente si vede come l'autobus proceda ad una velocità minima e si appoggi su un guardrail che purtroppo non è un guardrail ma una ringhiera. Tant'è vero, ha aggiunto, che mi sembra che la stiano sostituendo e ci siano lavori in corso giusto poco prima. E sulle polemiche riguardanti il guardrail e le strutture protettive considerate inadeguate abbiamo sentito prima l'assessore Renato Boraso. Ovviamente i pazienti sono assistiti dai medici e gli psicologi assistono i loro familiari che sono arrivati in queste ore da molti paesi, perché i passeggeri di quest'autobus sono uno spaccato del turismo che arriva a Venezia da tantissime nazioni e questi pazienti sono in fase di shock, disorientati, non vanno lasciati soli, ha detto la psicologa Rita Lorio. Sentiamo. Arrivano proprio in uno stato di agitazione, in uno stato, proprio quello che dicevo prima, anche di confusione, no? Perché queste notizie purtroppo quando arrivano scioccano tutti
tutti, figuriamoci poi quando ad essere coinvolto è un nostro caro, ecco. Quindi la prima cosa proprio da fare è quello proprio di, noi lo chiamiamo un intervento di normalizzazione, proprio di riorientamento alla realtà, ecco. Questa è la cosa diciamo indispensabile proprio da fare, e poi ci si mette a disposizione proprio di tutto quelli che sono i loro bisogni, che sono inizialmente proprio quelli di avere informazioni, notizie, che noi stiamo cercando un po' di raccogliere e di darle, ecco. Sono ancora proprio in quella fase che noi chiamiamo lo shock, e quindi magari dei ricordi confusi, ecco, ricordano, cioè sono ancora proprio in quello stato di agitazione, di confusione che è tipica proprio dell'evento traumatico, ecco. Quindi sicuramente non sono ancora nella fase proprio di quella che noi chiamiamo la consapevolezza, ecco, di quello che è successo o di quello che potrebbero aver perso. E ieri sera del trauma subito da queste persone abbiamo parlato anche con lo psicologo e psicoterapeuta che era ospite di Focus, Mirko Casteller. Sentiamo cosa aveva detto. Per un periodo anche lungo che può durare da 1 a 2 anni a seconda della relazione poi familiare che hanno vissuto. E in termini di effetti fisiologici avranno probabilmente il tema dell'ipervigilanza, cioè vivono ogni singolo momento come se ci fosse una minaccia costante. Disturbi del sonno saranno uno degli effetti collaterali, ma quello che è importante è intervenire in termini massicci e terapeutici. So che i colleghi hanno fatto una task force proprio per poter intervenire rielaborando quello che è il trauma immediatamente. Che cosa bisogna fare? Il trauma nell'essere umano si annida nella parte tra l'ipotalamo e l'amigdala, che è la parte emozionale. Le tecniche oggi permettono di portarla da quella fase alla fase della corteccia cerebrale, quindi a una sorta di ragione. In questo modo non si dimentica assolutamente l'evento traumatico, ma in qualche modo si crea una sorta di nebbia, di velo, dove si mantiene il ricordo, perché il ricordo degli elementi stressanti è un ricordo necessario, pensiamo quando ci scottiamo mettendo le mani nel fuoco, ma non si può portare quella che è poi un peso così importante anche in termini di relazione umana. Questo è sul piano clinico. Sul piano umano, queste sono situazioni in cui l'essere umano si pone probabilmente la domanda sul senso della vita. Abbiamo visto poi prima il sindaco, cioè un uomo che ha un ruolo pubblico e ha 62 anni, inizia a dire: signori, corriamo tanto, probabilmente è il momento di riflettere anche sulla nostra esistenza, e va fatto una vicinanza veramente significativa a queste famiglie che si troveranno da questo momento in poi ad affrontare la parte veramente più dura. Questo era il dottor Mirko Casteller, psicologo, psicoterapeuta. Adesso vediamo quella che è stata una sera terribile anche per il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, che è subito arrivato sul posto della tragedia e che poi ha espresso così il suo dolore. È stato tra i primi il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, ad accorrere sul luogo della tragedia martedì sera, accompagnato dal sindaco Luigi Brugnale e dal comandante della polizia locale Marco Agostini. Davanti ai 21 corpi senza vita, avvolti da un telo bianco, Monsignor Moraglia si è raccolto silenziosamente in un'intensa preghiera. Stamattina, dopo una notte presumibilmente insonne, Monsignor Moraglia è ancora sgomento e parla quasi con un filo di voce. Una scena straziante, 21 corpi in terra coperti da un telone, tra cui 2 corpi privi di vita di bambini. Le luci dei lampeggianti, le voci dei soccorritori, tutto questo poneva una grande domanda, la precarietà del vivere umano. Poi un suo appello in un momento così difficile al senso di comunità tra le persone. E solamente unendoci, stando più insieme, più dalla stessa parte, più condividendo con gli altri la nostra umanità, riusciamo ad affrontare questi imprevisti, queste situazioni così inspiegabili. E questo era il patriarca
di Venezia, Francesco Moraglia, direi di vedere un titolo di Repubblica perché è importante, l'unico superstite di questa tragedia, Alexander Lomakin, sopravvissuto, lo schianto, vediamo se riusciamo a vederlo un po' meglio questo titolo perché c'è sempre la pubblicità di mezzo, lo schianto, e sono stato investito dai corpi dei compagni di viaggio. Questo è uno dei sopravvissuti. Torniamo a Vazzola dove sono i genitori dell'autista che è rimasto tra le vittime di questo tragico incidente. Sentiamo cosa dice il sindaco e anche chi lo conosceva. Vediamo se il servizio, non so, è il servizio giusto. Prego. Vazzola è come avvolta in una bolla di dolore e shock da ieri sera, quando è arrivata la conferma che tutti temevano. La conferma che tra le vittime del pullman precipitato c'era anche l'autista Alberto Rizzotto. Una famiglia, la sua, molto conosciuta e stimata. Il papà Luigi, ex ufficiale dell'aeronautica, mamma Mariella, da sempre impegnata nella vita della comunità, catechista in parrocchia, in molte iniziative di solidarietà, e poi i 2 figli, Giulio e Alberto. Quest'ultimo viveva con i genitori in via degli Zacchi, dove pochi oggi hanno voglia di parlare. Siamo sconvolti, è una tragedia immensa, ci dicono i conoscenti con gli occhi lucidi, a microfoni, telecamere spente, per rispetto, ripetono tutti, della famiglia. Ma chi aveva avuto la fortuna di incontrare Alberto ricorda la grande passione per il suo lavoro, quei viaggi che puntualmente raccontava sulla sua pagina Facebook. Un bravo ragazzo, sì. Era da anni, sapevo che faceva questo mestiere, gli piaceva, pubblicavo tutti i giorni dove era. Alberto aveva molta passione di fare questo lavoro, perché lo vedevo perché lui postava su Facebook diversi suoi questi viaggi. È un dramma, è una tragedia per tutto il paese. Un paese che si stringe nel dolore intorno ai familiari. All'esterno del municipio le bandiere sono a mezz'asta in segno di lutto. Conosco molto bene la famiglia, che è una famiglia, ho conosciuto anche lui per quei brevi periodi che si trovava in comune, in località, e quindi devo dire che è stata veramente una notizia stratosferica. Sono vicino naturalmente alla famiglia. Gioviale, buono, solare, questo era Alberto Rizzotto. Lo ricordo come un ragazzo, diciamo, solare, di una simpatia quasi unica. Quando lo vedevi con il suo sorriso ti dava una giovialità, la giovialità della giovinezza. In tutti resterà il ricordo di questo ragazzo, il suo sorriso e la sua bontà, mentre il pensiero ora va ai suoi genitori e alla famiglia. Mi auguro che proprio nella fede possano trovare questa forza di andare avanti, di sopravvivere a questa immane disgrazia. Servizio di Francesca Bozza, andiamo 2 minuti ancora in pubblicità e poi torniamo subito con altre notizie. Gran parte di questa edizione di Focus TG dedicata alla strage di Mestre. Adesso vediamo altre notizie. La cronaca nera, arrestati 2 rapinatori della cartolibreria Gianotti di via Borgo Casale a Vicenza. Uno di loro era già in carcere per la rapina alla pasticceria Soraru. Ricordate il pasticcere che venne picchiato e derubato. Erano entrati armati di mazza da baseball all'interno della cartolibreria Gianotti di via Borgo Casale e minacciando il titolare gli avevano sottratto 1.600 euro in contanti e uno zainetto. I 2 sono stati arrestati dai carabinieri, uno dei 2 già recluso presso la casa circondariale di Vicenza, indiziato per aver partecipato alla rapina del 19 settembre della pasticceria Soraru, per questo arrestato dopo qualche giorno dalla questura. I carabinieri della sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile di Vicenza hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 28enne senza fissa dimora, pregiudicato già recluso presso la casa circondariale di Vicenza, e il giorno dopo, in esecuzione del medesimo provvedimento cautelare emesso dall'autorità giudiziaria berica, è stato tratto in arresto anche il secondo destinatario di 28 anni, italiano, anch'egli senza fissa dimora e pregiudicato. Quest'ultimo, attivamente ricercato
Stato, dopo meno di 24 ore dall'emissione del provvedimento, è stato rintracciato dai militari in via Gorizia a Vicenza. Le indagini degli investigatori, svolte in collaborazione con la Polizia di Stato, si sono concentrate sulla raccolta di testimonianze rilasciate soprattutto dagli altri commercianti della zona e la visione di diversi filmati di telecamere, anche private, installate nelle zone vicine al luogo del fatto. Gli elementi raccolti hanno così consentito all'autorità giudiziaria di emettere il provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti dei due giovani. E questo era un servizio di Luisa Bertini, poteva avere conseguenze peggiori l'infortunio sul lavoro avvenuto ieri a Grantorto, e siamo sempre nel Vicentino, anzi nel Padovano, dove un giardiniere è stato colpito da una scossa elettrica. Stava potando una pianta all'interno del piazzale di un'azienda di via Principessa Mafalda a Grantorto quando alcuni rami dell'albero sono caduti sui cavi della corrente elettrica, trasmettendo una forte scossa. Un giardiniere di 47 anni è rimasto ferito ieri pomeriggio. Fortunatamente le sue condizioni di salute non sono gravi ed è stato portato in ospedale a Cittadella per accertamenti. Il 47enne è stato curato sul posto e si è subito ripreso, ma in via precauzionale è stato deciso il ricovero in ospedale. Sul posto anche i tecnici dell'Enel che hanno momentaneamente interrotto la corrente elettrica. Fondamentale per salvare la vita al giardiniere ed evitare l'ennesimo infortunio mortale sul lavoro è stato l'intervento degli altri operai che hanno sentito piccoli scoppi e si sono accorti di quanto era accaduto, dando subito l'allarme. 9 ottobre ricorre il 60° dal disastro della diga del Vajont, la distruzione totale di Longarone, più di 2000 vittime. Sarà presente il capo dello Stato, si ricorderanno quei giorni terribili. A 60 anni dal disastro anche Rete Veneta, come tutte le nostre altre emittenti, ricorderanno quanto è accaduto. A 60 anni dal disastro del Vajont, Rete Veneta coltiva la memoria di quel che è accaduto nella notte del 9 ottobre 1963. Una frana si staccò dal monte Toc e cadde nell'invaso della diga del Vajont, causando un'onda che uccise quasi 2000 persone. Ne è passato di tempo da quel giorno, ma nulla cancella il ricordo di una delle pagine più drammatiche della nostra storia, una ferita sulla pelle dell'Italia, un vuoto nell'anima che dopo 60 anni è ancora lì a farci sentire l'eco del dolore. Sabato 8 ottobre alle 21:15 andrà in onda su Rete Veneta il documentario L'eco del fango, con testimonianze e memorie di chi quella notte era lì in mezzo alla disperazione. Domenica, sempre alle 21:15, altre voci e altri ricordi con L'urlo del silenzio e a seguire dalla Mediateca regionale del Veneto Vajont 9 ottobre 1963, per non dimenticare mai. Servizio di Alex Giuliano, grazie ai nostri registi Renato Cappoia e Italo Morao, grazie a voi per aver scelto questa edizione di Focus TG. Torneremo sulla tragedia di Mestre questa sera durante Focus in diretta alle 21:15. Buona giornata, arrivederci.